Seconda corsa dal Savio, cavalli di 5-6 anni, non corre l'Essargad, scusate, cavalli non di 5, sì 5-6 anni, ma sono tutti 5 anni al lato pratico e non corre, è l'Essargad. Lo schieramento: 1 Eva Light, 2 Plain B, 3 Esplosivo GSO, 4 Ever Rose R, 6 Enandoan Greghi, in seconda linea 7 Enea DBL, 8 Elettrador. I favori per Enandoan Greghi su Ever Rose R. Ever Rose R è velocissimo in partenza, va a prendere il comando con bel lancio, sopravanzando in breve Eva Light e Dan Plan B, mentre è partito con molta cautela Enandoan Greghi. Così in vantaggio la controfavorita Ever Rose R. 15-2 i primi 200 metri di gara, la seconda posizione per Eva Light che precede Esplosivo GSO, quindi Enea DBL, mentre viaggia in seconda pariglia Enandoan Greghi, 400 iniziali in 34. All'esterno c'è sempre in Plain B che copre ora Eva Light. Enandoan Greghi forma seconda pariglia e ora sposta in terza ruota al completamento dei 600 in 47 netti. Vediamo il favorito che si porta ora all'attacco della controfavorita Ever Rose R, e i due in coppia transitano agli 800 in 1-1-8 con 14-8 di parziale davanti alle tribune. Insiste all'esterno Enandoan Greghi, Ever Rose lo controlla, a contatto rimane Eva Light. Il chilometro è completato nell'ordine del 1:16:6 con Ever Rose in vantaggio. Enandoan che ci prova a 500 dalla conclusione, ma la battistrada accelera. A contatto si mantiene sempre Eva Light. Al letto dei 400 finali, superato con un parziale in 14-4 che mette in difficoltà Enandoan Greghi. Eva Light sempre in scia Ever Rose R. Poi in terza posizione Esplosivo GSO, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo con Ever Rose che entra in vantaggio, allarga un po'. Eva Light prova a sprintare in open stretch. Ever Rose cerca di ripartire, ci prova Eva Light, ma Ever Rose nel finale riparte e controlla per vincere su Eva Light. Al terzo posto finisce Esplosivo GSO. 1:16:3 ragguaglio conclusivo, 31:2 a chiudere dopo un 29:2 di penultimo quarto che è pesato assai al favorito Enandoan Greghi, che finisce praticamente in coda. Vince invece bene Ever Rose R, Giuseppe Viti in salchi. Per conto di Giuseppe Cornetti e la proprietà del team Quarnetti stesso.